Buongiorno a tutti, conferenza stampa di Roma-Milan, la parola a Milan TV. Ciao Laura, buongiorno, grazie, buongiorno al nostro allenatore. Buongiorno. Mister, la Roma, della forza della Roma e dell'importanza di questa partita sappiamo tutti tutto. La Roma ha, anche per l'assenza di Dzeko, che è un catalizzatore, la caratteristica proprio della velocità, dei guizzi, delle azioni box to box tra Mkhitaryan, Pellegrini, sulla fascia Bruno Perez, anche Borca Majoral, un giocatore molto veloce. Noi abbiamo sempre gestito da tanti mesi a questa parte queste situazioni. Nelle ultime partite abbiamo un po' sofferto proprio queste caratteristiche. Siamo pronti per affrontare anche questa tendenza della Roma a venire ad attaccare in velocità? Innanzitutto complimenti perché conosce bene i nostri avversari. Sicuramente è una squadra che presenta tante soluzioni offensive con giocatori di qualità e giocatori di velocità. Sì, è vero che Dzeko era un punto di riferimento, altrettanto è vero che Dzeko ultimamente stava giocando bene, la Roma ha ottenuto degli ottimi risultati anche senza di lui, quindi affrontiamo una squadra che sta bene, che tiene bene il campo, e noi dobbiamo contrapporci con grande lucidità tattica e con grande compattezza in entrambe le fasi di gioco. Andiamo subito da Sky Sport, Peppe Di Stefano. Eccomi. Buongiorno mister. Buongiorno. La mia prima domanda è riferita, ieri abbiamo realizzato un'intervista a Kier e tra le tante cose belle che ha detto ce n'è una che mi ha colpito in maniera particolare. Ha detto non dobbiamo cambiare nulla, non lo diceva in riferimento alle questioni tattiche ovviamente, lo diceva in riferimento proprio a una questione psicologica. Ha detto abbiamo fatto un gran percorso, dobbiamo continuare su questa strada, non dobbiamo fasciarci la testa o pensare che chissà cosa dobbiamo cambiare, dobbiamo andare dritti per la nostra strada perché siamo consapevoli di essere una squadra forte. Può essere questa invece proprio l'idea giusta di andare tutti voi compatti verso un'unica direzione, al di là dei cambiamenti che spesso si ipotizzano? Assolutamente sì, poi possono cambiare qualche posizione in campo, ma l'abbiamo sempre fatto attraverso un sistema di gioco molto elastico e non fisso nelle posizioni, ma il nostro percorso è bello chiaro e quello che ha detto Kier rispecchia tutta la nostra convinzione, tutta la nostra fiducia sul lavoro che stiamo facendo e sul percorso che stiamo facendo. Kier ha anche detto che è bene giocare contro i più forti e noi adesso arriveranno avversari forti in campionato, arriveranno avversari forti in Europa League, ma abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo momento e ci arriviamo bene dopo un superamento del turno di Europa League importante, difficile ma importante e positivo, e stiamo cercando di diventare una squadra vincente. I perdenti rimangono sulle sconfitte, i vincenti provano a trovare delle soluzioni e provano a pensare alla prossima gara, è quello che stiamo facendo noi. E a proposito di questo le chiedo l'ultima cosa. Lei l'altro giorno nel post partita mi ha detto è stata una settimana particolare, difficile, voglia di rialzarsi immediata. Lei spesso ci racconta nei pre-partita cosa rappresentano magari delle partite. Quella con la Roma non è un test, non è un esame. Che tipo di partita però è? È una partita, diciamo, uno scontro diretto Champions, così lo possiamo almeno definire così? Sì. La classifica dice quello, dice che come era facile pronosticare o comunque diversamente dall'anno scorso, dove già a questo momento c'erano forse 4-5 squadre solamente in lotta per la Champions e per lo scudetto, quest'anno tutte le 7 squadre più forti del campionato sono lì in pochissimi punti, quindi affrontiamo una squadra che è dietro di noi di solamente 6 punti, che sta facendo un ottimo percorso come lo stiamo facendo noi, quindi una partita importante che vale 3 punti come le altre, ma è uno scontro diretto, quindi quando c'è uno scontro diretto forse i punti valgono anche di più di quelli che poi avrai in classifica e cominciamo con domani cominciamo un momento, un 3 settimane che ci vedrà impegnati in campionato 5 volte, ci vedrà con la grande sfida in Europa League con il Manchester United, e quindi adesso è un momento di spingere, è un momento di metterci alla prova e di provare a essere una squadra forte. Federico Mastria, Sport Mediaset. Buongiorno mister. Buongiorno. Tutte le squadre che hanno messo in difficoltà la Roma, anche le più forti come la Lazio, hanno scelto di aspettare, di giocare molto chiuse. Ci dobbiamo aspettare un atteggiamento simile anche dal Milan? L'importante è che il Milan faccia delle scelte tattiche precise.
Quando vogliamo essere aggressivi, dobbiamo essere aggressivi, forte e accompagnare questa aggressione. Quando non è possibile, aspetteremo. Poi noi abbiamo il nostro modo di giocare, i nostri concetti che non devono assolutamente cambiare, ma abbiamo grande rispetto agli avversari e quindi conosciamo le loro qualità, conosciamo le loro forze, cercheremo di limitarle e poi cercheremo invece di esaltare le nostre qualità una volta noi in possesso palla. Andiamo dal Corriere della Sera, Carlos Passerini. Ciao Stefano, ciao Laura. Il Milan non segna da sua azione da 4 partite, dopo aver fatto 2 gol per volta, no? per buona parte della stagione. Allora io mi chiedo, tu ti sei spiegato che cosa c'è? Qual è un problema tattico? È un problema mentale? È un problema, tu dici non atletico, ma allora che cos'è? Perché il dato è comunque forte. Sì, io credo che solamente però nella bruttissima prestazione che abbiamo fatto alla Spezia non siamo riusciti a creare occasione da gol, ma nelle 2 partite con lo Stella Rossa e anche con l'Inter abbiamo avuto l'occasione per segnare. Chiaro che dobbiamo provare a giocare ancora, a tornare a giocare di più nella metà campo avversaria per portare di più la squadra, il baricentro della squadra in avanti, avere più soluzioni offensive e poi cercare di non far ripartire gli avversari. Questo è un obiettivo anche per la partita di domani, perché chiaramente più siamo nella metà campo avversaria più abbiamo più abbiamo possibilità di segnare e meno abbiamo possibilità di subire. Adesso andiamo da Cilli, Sport Italia. Luca, ci sei? Sì, ci sono, Prego. scusate. Mister, buon pomeriggio innanzitutto. Buon pomeriggio. Anche alla luce dei risultati della prestazione, quanto è importante per lei il risultato, ma in questo momento soprattutto un altro tipo di prestazione? Grazie. Io credo che le 2 cose debbano andare di pari passo. Per ottenere risultati importanti e fare il risultato contro la Roma significa che la prestazione dovrà essere per forza positiva. Solamente attraverso una prestazione positiva continua per 95 minuti noi possiamo pensare di poter superare un avversario così forte, ed è questo il nostro obiettivo, questo assolutamente. Andiamo dalla Grazie. Gazzetta dello Sport, Stefano Cantalupi. Buongiorno mister, Buongiorno. È bastato qualche risultato meno brillante o non brillante rispetto a quello che avete fatto molto bene inizio stagione per attirare le prime critiche. Insomma, io ti chiedo come la state vivendo in spogliatoio questo tipo di situazione? Vi dà fastidio essere, tra virgolette, messi un po' in discussione dopo tutto quello che avete fatto di buono solo per qualche risultato negativo, o magari vi carica ancora di più in vista delle ultime sfide che dovrete affrontare in questa stagione? Grazie. È tutto nella normalità. Siamo stati elogiati e tantissimo quando abbiamo fatto dei risultati eccezionali e veniamo criticati giustamente perché le ultime prestazioni, le ultime 2 partite di campionato non siamo riusciti a giocare all'altezza delle nostre possibilità. Non cambia niente dentro lo spogliatoio, perché dentro lo spogliatoio continuiamo a credere nella bontà del nostro lavoro, nella bontà delle nostre idee, nella bontà delle nostre qualità. Ma le motivazioni ce le abbiamo perché adesso entriamo in un momento decisivo che sapevamo che sarebbe arrivato, nel senso che che domani è ancora 28 di febbraio, ma da marzo in avanti si decide il campionato e si decide l'Europa League, quindi volevamo arrivarci da protagonisti, ci siamo dentro da protagonisti e vogliamo cercare di farlo da qua alla fine, ma le critiche fanno parte del gioco, dobbiamo assolutamente accettarle, ci stanno, le critiche ci devono aiutare per dare qualcosina in più. Andiamo da Radio Rossonera. Ciao Stefano, buon pomeriggio. Ciao. Volevo chiedere se, viste le ultime buone prove di Fikayo Tomori, visto l'impatto che ha avuto da quando è arrivato il rossonero, se c'è la possibilità domani sera di poterlo vedere dal primo minuto in una sfida comunque molto importante, come citato prima, contro la Roma in ottica Champions. Grazie. Che stia facendo bene, sì, che ha delle belle caratteristiche, assolutamente sì, che si sia inserito con grande velocità, dimostrando anche intelligenza e disponibilità, sì, poi vedremo, a parte Mandzukic, Maldini e Bennacer, tutti gli altri sono a disposizione, sono convocati, quindi abbiamo un gruppo forte e cercherò di fare le scelte migliori per i primi 11. Tele Lombardia, Cuomo. Non c'è? Sì, buongiorno mister. Buongiorno. Sì, ci sono, eccomi, mi sentite? Sì. Mister, oggi il Milan dove guarda in classifica? Guarda avanti o guarda indietro?
Oggi il Milan guarda la partita di domani e poi dopo la partita di domani guarderemo la classifica. È inutile guardarsi indietro, è inutile guardarsi avanti, non inseguiamo nessuno e non abbiamo paura di nessuno, ma vogliamo cercare di tornare a vincere le partite, questo è il nostro obiettivo. Poi i conti comunque sempre si fanno alla fine, non ci siamo esaltati troppo quando le cose funzionavano al 100%, nemmeno adesso dobbiamo essere depressi o troppo preoccupati, sappiamo che tutti insieme dobbiamo fare qualcosina in più rispetto alle ultime prestazioni in campionato e la volontà e la determinazione sicuramente non mancheranno. Calciomercato.com, Daniele Longo. Buongiorno mister. Buongiorno. Le volevo chiedere, naturalmente non si può, tra virgolette, addittare o comunque colpevolizzare un solo giocatore di un momento che ci può stare all'interno di una stagione difficile, però nelle ultime uscite si è visto probabilmente un Romagnoli lontano da quelli che sono il suo standard di rendimento. Secondo lei a cosa è dovuto? Abbiamo visto forse un giocatore meno attento anche con la Stella Rossi in occasione del loro gol. Sì, però la premessa era quella giusta, poi la sbagliata, la domanda, andare troppo sul singolo in una situazione del genere non mi piace. Ripeto che noi stiamo cercando di trovare le soluzioni, non senz'altro stiamo cercando di trovare dei colpevoli, quindi noi dobbiamo pensare a migliorare le nostre prestazioni. Poi ci sta in una stagione così lunga e così impegnativa che un giocatore possa in un certo momento essere al 100% a condizione e poi la possa perdere. Ha anche giocato tanto, ma assolutamente noi dobbiamo cercare di lavorare bene di squadra in entrambe le fasi di gioco per rimettere in campo le nostre qualità. Andiamo da area, Conte. Ciao Stefano. Ciao. Volevo sapere appunto riguardo la forma un po' di tutta la squadra, ti aspettavi o temevi o ti ha sorpreso questo momento di calo, questo momento di scarsa forma della squadra e viceversa hai programmato o pensi di sapere quando la squadra ritroverà la propria brillantezza? Secondo me a livello tecnico e a livello tattico non siamo stati all'altezza, non è a livello fisico, anzi se a livello tattico poi allunghiamo le distanze devi correre di più, corri peggio, corri di più, corri peggio e arrivi secondo sui palloni. È questo che ci è mancato, non ci sta mancando la condizione fisica e poi comunque se ci dovesse mancare la condizione fisica, tra virgolette, giocando così tanto spesso non c'è tempo per fare degli interventi mirati, ma giocando così tanto ritroveremo comunque il ritmo necessario. Ma adesso è a livello tattico, di compattezza, di distanze e a livello tecnico di dare più soluzioni al compagno, di sbagliare meno passaggi facili di quello che abbiamo sbagliato nelle ultime partite, che ci deve vedere in grande miglioramento. Pianeta Milan, Bressi. Buongiorno mister. Buongiorno. In un anno il Milan praticamente non ha mai perso e quando iniziavano le partite si aveva sempre la sensazione che non perdesse. Ora in un mese e mezzo sono arrivate 4 sconfitte e c'è sempre quella sensazione un po' diversa che possa sempre succedere qualcosa. Lei più volte ha detto che la differenza tra non vincere le partite, vincerle o comunque perderle è sottilissima. Cosa è cambiato e come si può ritornare a raggiungere questa differenza e quindi a non perdere le partite? Come può tornare normale che il Milan non perda più le partite? Beh, perché il fatto che la differenza è così sottile, se tu diminuisci un po' il livello della tua prestazione vai incontro, puoi andare incontro anche delle sconfitte, quindi il nostro obiettivo è chiaro, alzare il livello delle nostre prestazioni dal punto di vista, ripeto, tattico, tecnico, di ritmo, di qualità soprattutto, per tornare a essere una squadra che può vincere le partite, può avere più possibilità di vincere piuttosto che di perdere. Allora, Milan Press, grazie. Buongiorno mister. Nelle ultime settimane di Ibrahimovic si è parlato un pochino di più di quello che fa fuori dal campo che dentro il campo. Sanremo, l'episodio con Lukaku, anche l'altra sera l'abbiamo visto, anche se è entrato molto bene, anche molto nervoso e molto polemico con i compagni. Com'è la sua situazione mentale? È sereno? Avete parlato voi di altre cose, non sicuramente noi, e che poi entri in campo, l'altra sera è entrato molto in campo e che pretenda tanto da se stesso e dai compagni, non è una novità ed è bene che continui a essere così, è molto motivato e molto sereno e concentrato sulla partita di domani come lo siamo tutti. Carta canta. Ciao mister, Ciao. Volevo chiederti di Rebic perché è sembrato che avesse meno concretezza, freddezza, forse anche rabbia.
c'è da lavorarci di nuovo come era successo l'anno scorso a gennaio, come sta? No, sta bene, solo che sia nell'ultima partita che nell'occasione che ha avuto anche l'andata a Belgrado è stato meno preciso e meno efficace di come ci ha abituato, quindi però sta bene, l'importante è che gli arrivino l'occasione, che si faccia trovare nel posto giusto al momento giusto, poi tornerà a essere un giocatore determinante perché ha le qualità per esserlo. Carlo Pellegatti. Sì, buongiorno Stefano, Buongiorno. Si trasformi per cortesia in uomo marketing. Perché credere ancora a questo Milan? Ma perché durante tutto questo percorso, questo anno e mezzo che per il nostro percorso è cominciato a gennaio 2020, in questi 13 mesi abbiamo dimostrato di avere delle belle qualità, delle belle caratteristiche, un'identità ben precisa e dei giocatori forti, quindi si parte da quella base lì per ritornare a essere una squadra vincente. Adesso diamo la parola a Mauro Suma e agli amici di Twitch. Grazie Laura, mister, le giro delle domande che arrivano dalla chat del canale ufficiale Twitch del Milan. Munis83 le chiede: ultimamente mi sembra di vedere un pressing non così alto come in precedenza. È così? È una scelta del periodo, una scelta voluta, un cambio? La domanda. Secondo me nella pressione dobbiamo essere sicuramente più decisi, sicuramente più forti, e poi dopo da quella pressione lì poi nasce tutto il recupero palla, nasce la possibilità di stare più alti, nasce la possibilità di recuperare più palloni in zone pericolose per l'avversario, quindi sicuramente a livello di intensità in quelle situazioni possiamo fare meglio. Pietro Giannetti, un altro nostro tifoso invece che popola il canale ufficiale Twitch del Milan, dice: ultimamente la sensazione è che lanciamo più la palla in verticale rispetto ad altri momenti in cui preparavamo l'azione più in orizzontale. Sì, e questo non ci ha permesso di spostare il baricentro in avanti della squadra. Questo ha fatto sì che qualche volta la squadra si allungasse troppo e quindi con meno giocatori in fase offensiva, con meno possibilità di recuperare subito il pallone, e quindi è chiaro che una gestione della palla e un creare superiorità numerica col palleggio buono, con delle buone posizioni partendo dal basso, sicuramente deve essere un aspetto che abbiamo curato e che proveremo a sviluppare meglio. Grazie mister. Bene, grazie a tutti e buon lavoro.